Interrogatorio di garanzia di Martina Del Pozzo, accusata dell'omicidio della piccola Elena. Avrebbe prima chiuso la figlia in un sacco e poi l'avrebbe accoltellata. Nuova ordinanza del sindaco di Agrigento, stop alla movida selvaggia, più indennità per tutti, raddoppiati i gettoni di sindaci e consiglieri regionali, anche De Luca nel piano anti-musumeci del presidente dell'Arts e del leader della Lega. Il Senato approva riforma CSM. Covid, una settimana preoccupante, contagi e ricoveri in aumento, curare patologie che riguardano problemi muscolari con la terapia MAC-EVA. Basket, la Fortitudo perde gara 3 contro Rieti, domani nuovo incontro tra le due squadre che si contendono la promozione in A2. Calcio, domani il ritorno della finale playoff dell'Acragas che deve battere Martina Franca per la promozione in D. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura parliamo dell'omicidio di Elena Del Pozzo, attirata dalla madre in una trappola. Poco dopo l'ora di pranzo la piccola è entrata in auto con il suo solito sorriso. Mamma Martina le aveva detto probabilmente che sarebbero andate a fare un gioco nel campo poco distante. È l'ultima ipotesi degli investigatori. Invece in quel campo Elena è stata uccisa. Martina Patti ha chiuso la bambina in un sacco e ha iniziato a infierire con un coltello. Ieri l'interrogatorio di garanzia e l'autopsia. C'è il servizio. Innanzi al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, Daniela Monaco Crea, si è svolto l'interrogatorio di garanzia. Martina Patti, 23 anni, di Mascalucia, la donna che ha ucciso la figlia Elena di quasi 5 anni con 7 coltellate e poi ne ha occultato il cadavere, ha ripetuto di avere lei accoltellato la figlia da sola nel posto dove è stato ritrovato il cadavere, in un terreno incolto tra le sterpaglie a circa 200 metri di distanza dall'abitazione. La procura etnea, capitanata da Carmelo Zuccaro, le contesta i reati di omicidio premeditato, pluriaggravato e occultamento di cadavere. A parecchie domande del giudice la donna ha eluso le risposte, trincerandosi dietro molti "non ricordo". L'ipotesi scioccante, in attesa di riscontri, è che Martina Patti, già nel terreno, abbia infilato la piccola in un sacco nero e poi l'avrebbe colpita mortalmente con coltello e una zappa. Nella sua automobile, infatti, non vi sono tracce di sangue. Nell'obitorio dell'ospedale Cannizzaro di Catania è stata effettuata l'autopsia, è stato eseguito anche un esame tossicologico per verificare se Elena sia stata sedata prima di essere uccisa. Gli investigatori compiranno a breve un sopralluogo nella casa dove Martina Patti ha ordito l'efferato delitto. Ecco alcune dichiarazioni rese fuori dal carcere dal difensore di Martina Patti, l'avvocato Gabriele Celesti. L'ho trovata molto provata e scossa dallo stato di detenzione. Quando parla della figlia è travolta dalle emozioni e piange. Ha confermato che vuole collaborare con gli inquirenti. Non è in uno stato d'animo sereno, ha risposto alle domande. I punti oscuri saranno oggetto di approfondimento investigativo anche alla luce delle dichiarazioni che sono state fatte. Palermo firma protocollo d'intesa Zeus in materia di atti persecutori e violenza domestica. Consente agli autori di reati di atti persecutori e di violenza domestica, destinatari di un provvedimento di ammonimento del questore, di intraprendere, qualora volessero, un percorso orientato all'acquisizione della consapevolezza del disvalore penale delle azioni commesse. Vediamo. A chi è destinato questo protocollo d'intesa e come è stato pensato? Questo è un protocollo d'intesa che si chiama Zeus perché è un protocollo che già è attivo in altre realtà italiane, iniziato da Milano. È una indicazione, perché più di un'indicazione non può essere data, perché sarebbe altrimenti un trattamento sanitario obbligatorio che non è consentito dalla nostra legge. È un'indicazione ai soggetti che io come questore ammonisco, in quanto a seguito di istruttoria vengono definiti comunque soggetti che hanno maltrattato o la compagna o la partner o comunque persona dell'altro genere. Io do la possibilità dicendo gli do il consiglio di rivolgersi a un centro di recupero per soggetti maltrattanti. Quindi naturalmente nella sua facoltà. Questo è ovvio che una volta che dovesse essere fatto viene considerato in senso positivo sia per quanto riguarda l'aspetto giudiziario
laddove si dovessero innescare appunto procedimenti giudiziari, sia per quanto riguarda l'aspetto amministrativo. Non conoscete anche questi soggetti da indirizzare? No, i soggetti da indirizzare, l'indicazione viene data a tutti gli ammoniti. Tutti gli ammoniti vengono invitati a rivolgersi a un centro specializzato per la cura dei soggetti maltrattanti. Questo è un sistema che negli Stati Uniti è attivo da tanti anni, insomma. Negli Stati Uniti molti fenomeni criminali, comunque fenomeni delinquenziali che si connettono a problematiche di natura psichica o psicologica accompagnano sempre la pena con la possibilità di avere un recupero, e quindi questo recupero viene controllato dall'autorità pubblica di solito attraverso il sistema dei servizi sociali, e se il recupero poi è positivo ci sono poi sconti di pena o comunque addirittura remissione di pena. Naturalmente sono molto drastici, nel senso che come si sgarra nell'attività di recupero si applica immediatamente la pena, però questo è l'ordinamento statunitense. Noi stiamo facendo un qualche cosa che cerca di aiutare il recupero, non soltanto guardare il problema da parte della vittima e quindi della difesa della vittima, che è prioritario, è il primo nostro obiettivo, ma cercare di vedere il problema anche da parte dell'autore del reato, perché comunque se noi aiutiamo l'autore del reato a uscire da questo, diciamo, tunnel, aiutiamo anche la vittima a recuperare la serenità. Infatti proprio un recupero di questo tipo fa in modo che si possano evitare reiterazioni, anche casi anche molto più gravi che possono sfociare in Esatto. Si cerca proprio di fare questo, di evitare la reiterazione, perché chiaramente per quanto uno possa mettere in atto sistemi di controllo, sistemi di separazione, sono tanti ormai i provvedimenti, però è chiaro che non si può essere dappertutto e non è possibile seguire una persona giorno e notte, bisogna agire sulla volontà della persona. Un protocollo di intesa denominato Zeus è destinato al sostegno e cura per uomini maltrattanti. Io sono Anna Amoroso, sono la coordinatrice del centro di sostegno, ascolto e cura per uomini maltrattanti. Il centro è gestito dalla cooperativa sociale Nuova Generazione, è una cooperativa che opera dal 1982 per servizi alla persona, e quindi si occupa di disabili, minori, anziani, donne abusate e maltrattate, e dal 2016 di uomini maltrattanti. Questo diventa un momento importante perché è una sorta di riconoscimento di tanto lavoro fatto in questi anni. Noi abbiamo seguito, io insieme ad altri colleghi, in quanto io sono una sociologa ma opero insieme ad altri colleghi, psicologi e psicoterapeuti, la dottoressa Arena, il dottore Ferrana e il dottore Piastra, abbiamo seguito un centinaio di uomini. Facciamo diversi progetti sul territorio e a Palermo, non solo, ma in tutta la Sicilia. Collaboriamo anche con l'ufficio di esecuzione penale esterna. Da poco abbiamo terminato un progetto Non curarti di me, curati tu, dove prendiamo in carico l'uomo maltrattante, e lo facciamo attraverso dei laboratori di gruppo. Da lì il lavorare con l'uomo, non perché debba essere uno sconto di pena e né per giustificarlo, perché per noi al primo posto rimane comunque la vittima, la donna abusata e la donna maltrattata, ed è forse per questo che abbiamo deciso di lavorare con gli uomini, perché dopo tanti anni di lavoro con le donne, dopo aver aperto case rifugio, centri di ascolto per donne abusate e maltrattate, abbiamo compreso che bisognava lavorare anche con l'altra parte della medaglia, andare all'origine del male. Quanta consapevolezza c'è da parte dei nostri uomini? Pochissima. Ecco dove lavoriamo noi, nel cercare di far comprendere e prendere consapevolezza di questo agito di violenza, perché molti di questi uomini hanno loro stesso vissuto dei momenti hanno loro stessi alle loro spalle dei traumi, hanno loro stesso vissuto delle violenze. Ricordo di un uomo a 70 anni che durante un laboratorio di incontro disse: sono stanco di vedere i lividi di mia moglie, ma non quelli che vanno via, quelli che restano per sempre e non vanno mai via, perché io stesso li ho vissuti sulle spalle di mia madre.
e quindi quello che noi speriamo è che quel non lo so iniziale, non sono stato io iniziale, possa diventare reale consapevolezza da parte di questi uomini. Oggi qui è un momento importante perché lavoriamo nella fase della prevenzione, perché l'ammonimento è il momento prima, cioè il momento dove veramente bisogna agire per far prendere consapevolezza e per far sì che questi uomini possano essere veramente diciamo, portati ad un vero cambiamento, che possa essere un cambiamento per loro, ma molto spesso anche per la loro donna, moglie, compagna, ma soprattutto per i loro figli che spesso sono obbligati ad assistere alla violenza. Con ordinanza del sindaco di Agrigento Franco Omici, che è in vigore da stamani e fino al 30 settembre, vengono stabiliti gli orari di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi gradazione per prevenire situazioni di aggregazione serale notturna e il conseguente disturbo della quiete e del riposo. Il provvedimento, che mira a rendere più sicura l'estate agrigentina, vieta la vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie e bicchieri di vetro da parte degli esercenti delle attività alimentari, anche dispensate da distributori automatici per motivi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Vieta anche il consumo e l'abbandono in luogo aperto al pubblico di bevande alcoliche e non alcoliche comunque acquistate, contenute sempre in bottiglie di vetro o contenitori realizzati con il medesimo materiale. La vendita per l'asporto delle bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 fino alla chiusura degli esercizi. Il provvedimento dunque consente, dopo le ore 24, dopo la mezzanotte, esclusivamente agli esercizi pubblici, ad esempio bar e ristoranti, la somministrazione delle bevande alcoliche per il consumo immediato all'interno del locale o nello spazio di pertinenza regolarmente avuto in concessione. Inoltre tutte le tipologie di pubblici esercizi devono osservare i seguenti orari di chiusura: centro città, Villaggio Mosè, frazioni e quartieri periferici, ore 2 tutti i giorni; San Leone, zone balneari, ore 2 dal lunedì al giovedì, ore 3 il venerdì, il sabato, i festivi e prefestivi. Adesso l'intervista del nostro direttore Arturo Cantella Annello Amel, l'attuale consigliere di Aula Sollano ed ex assessore alla nettezza urbana del comune di Agrigento. Vediamo. Siamo con il consigliere comunale Nello Amel, nonché già assessore al comune di Agrigento per la nettezza urbana. In atto una diatriba, un ampio dibattito sullo spazzamento e sullo scerbamento. Ecco, lei che conosce bene la situazione vuole dire la sua. Prego, consigliere Amel. Sì, io per prima cosa vorrei soffermarmi su un fatto. Durante la campagna elettorale il sindaco Alviera La Vittoria, seduto in una panchina, con atteggiamento abbastanza serafico, dice: non può continuare così, io ripulirò la città, scerberò la città e abbasserò la Tari. Se aveva questo tipo di intenzione, su che cosa la fondava? Che ragionamento aveva fatto? Che calcolo aveva fatto? Non poteva poi venire in televisione e dire: ah, mi dispiace, ma non è possibile perché c'è l'appalto e tutto il resto. Cioè, ci vuole concretezza nell'affrontare i problemi. Io, prima di lasciare il mio incarico, prima delle elezioni, non sapevamo come andava a finire, avevo detto: fine anno abbasserò la Tari del 10% per le utenze domestiche e risolveremo molti dei problemi, perché avevo già una soluzione programmata e organizzata. Il comune di Agrigento, nell'arco, diciamo, dal 2017 al 2020-21, ha diminuito la produzione di spazzatura di 8.000 tonnellate, quindi ci sono 8.000 tonnellate in meno di spazzatura che deve essere raccolta. Questo che cosa comporta? Che rispetto all'appalto del 2017, che era dimensionato su 8.000 tonnellate in più, c'è un margine di risparmio notevolissimo. E quello che io intendevo fare era la richiesta della diminuzione del quinto, cioè nel senso che noi avevamo la possibilità di dire all'impresa: tu trasporti 8.000 tonnellate in meno, tu raccogli 8.000 tonnellate in meno, adesso devi trasformare questo minor lavoro in una maggiore diciamo, impiego di risorse sullo spazzamento e sullo scerbamento. Ma non ci arrivano a percepire e a comprendere che la soluzione del problema è questo. E allora dicono: è stato l'appalto sbagliato. L'appalto non è stato sbagliato. E dobbiamo anche rendere merito all'assessore Fontana che mi ha preceduto,
deve essere riuscito a far partire in maniera eccellente la raccolta differenziata, che poi io ho portato al 72%, che è la percentuale più alta della Sicilia per quanto riguarda i comuni capoluogo e i comuni di media dimensione. E abbiamo salvaguardato il comune di Agrigento dalla catastrofe ecologica, perché se non ci fosse stata la differenziata noi avremmo avuto prima di tutto le sanzioni da parte della regione, come sono arrivate al comune di Favara, al comune di Palma e a tanti altri comuni che non hanno superato la percentuale prevista dalla legge. E poi avremmo avuto difficoltà grossissime per quanto riguarda lo smaltimento, con i costi enormi che ci sono nelle discariche. La soluzione al problema della spazzatura c'è sostanzialmente e bisogna perseguire questa strada, cioè bisogna dire all'impresa: tu lavori di meno perché hai meno spazzatura, adesso devi raccogliere più la spazzatura che c'è sulle strade, perché è un problema grosso questo, difficile da risolvere. Non si poteva risolvere con una battuta come ha fatto il sindaco: io pulirò la città e diminuirò la Tari. Si doveva risolvere con un ragionamento razionale, guardando a quella che era la situazione effettiva. Sulla scerbatura, la diatriba che esiste: spetta o non spetta all'azienda di raccolta fare la scerbatura? Il contratto d'appalto è molto chiaro, diciamo. Per quanto riguarda i marciapiedi, il sottomarciapiede e il marciapiede, spetta sicuramente all'impresa fare lo scerbamento. Per quanto riguarda invece le scarpate e tutto il resto, è una cosa a parte. Tra l'altro lo scerbamento non fa parte della Tari, non può essere gravato, diciamo, sui cittadini attraverso la Tari. Fa parte di tutto il contesto della sanità, insieme con la deratizzazione e gli interventi di bonifica per quanto riguarda le zanzare. E questo va pagato in modo diverso e organizzato in modo diverso. Utilizzare i soldi del fondo di riserva è assolutamente sbagliato, prima di tutto perché carica sulla finanza generale un costo che dovrebbe competere ad altri. Secondo, perché quelle sono somme che sono vincolate ad emergenze particolari, diciamo, ed è assolutamente una violazione, diciamo, sotto il profilo amministrativo, diciamo, non può essere assolutamente fatta. E allora, quando ragioniamo su questi temi che sono fondamentali per la vita della città, diciamo, dobbiamo essere prima di tutto consapevoli e professionisti nel guardare le cose, saper conoscere qual è la natura dei problemi e come si possono risolvere i problemi, che non si risolvono a parole ma si risolvono con atti concreti. Io nei 3 anni che ho gestito la nettezza urbana nella città di Agrigento ho risolto i grandi problemi, per esempio delle discariche, che è stata una cosa massacrante, perché ci sono voluti più di un anno, ci è voluto per eliminare le discariche ricorrenti, eppure ci sono riuscito. Sono riuscito ad organizzare tutta una serie di servizi complementari, diciamo gratuiti, per quanto riguarda lo scerbamento e la spazzatura e lo spazzamento. Purtroppo le risorse erano quelle e ho pagato lo scotto, diciamo, di una situazione generale che è molto complessa, come è stata complessa in tutti gli altri comuni. E non è stato ingiusto, è stato assolutamente ingeneroso avere impostato la campagna elettorale, diciamo, su queste cose quando non si aveva una soluzione alternativa da proporre e oggettivamente il problema era questo. Adesso, se c'è la disponibilità, io sono pronto a collaborare, a dare un contributo di idee concreto, puntuale e preciso, ma sostanzialmente sembra che non ne abbiano assolutamente bisogno. E va bene, sì. Diciamo, sconteranno le pecche, diciamo, di questa incapacità di riuscire a gestire un problema che è grande, che è grosso e che loro sapevano che era così e hanno voluto specularci sul piano elettorale. Più indennità per tutti, raddoppiano i gettoni di sindaci e consiglieri. Vediamo. Più indennità per tutti, raddoppiano i gettoni di sindaci metropolitani e consiglieri. Dal 2024 il compenso dei primi cittadini si adeguerà a quello del governatore. A Palermo, Catania e Messina assegno da 13.800 euro lordi invece degli attuali 7.800. A firmare la circolare l'assessore alle autonomie locali della regione Marco Zambuto. Si tratta di un aumento considerevole che in vari casi raddoppia gli importi precedentemente ricevuti dagli amministratori locali. Sono molte le ragioni alla base di un provvedimento di questo tipo. Indennità eccessivamente basse infatti rappresentano un disincentivo alla partecipazione politica a tempo pieno. Inoltre i sindaci, a maggior ragione dei comuni più grandi, sono figure con responsabilità molto più importanti che al contempo non dispongono
dispongono delle tutele giuridiche previste invece per i parlamentari e i membri del governo. Critica Lanci. Dopo anni di discussioni sulla riduzione del costo della politica, lascia perplessi che un provvedimento che interviene su questa materia in modo così significativo sia passato praticamente inosservato. Al contrario, affrontare pubblicamente il tema sarebbe stato forse più corretto, oltre che più efficace per contrastare narrazioni di tipo populista. Un aperitivo a Mondello per il presidente dell'ARS Gianfranco Miccichè e il leader della Lega Matteo Salvini, che delineano le strategie per le regionali. Nel piano anti-Musumeci entra anche Cateno De Luca. I dettagli nel servizio. La vittoria a primo turno di Messina certifica che Messina avrà il prossimo presidente della regione siciliana. Questo ormai è un dato certo, anche perché in queste 48 ore si sono verificati tutta una serie di eventi che sono anche le previsioni che avevo fatto. Tempo fa abbiamo detto che sarebbero arrivati anche a propormi di fare il candidato del centrodestra. Ovviamente ho detto no, perché ho posto delle condizioni molto stringenti. Quindi noi intanto andiamo avanti, la spinta di Messina è fondamentale perché dimostra che, essendo un sistema alle regionali a turno unico, si può vincere anche con un sistema a turno unico, perché l'elezione a Messina a primo turno non ha fatto altro che incarnare quella che è la logica di un turno unico, quindi ci siamo. Lei farà il Presidente del Consiglio Comunale intanto? Questo è l'obiettivo, ovviamente devo essere eletto da tutti i consiglieri comunali. Ho preso questo impegno con la città di aiutare Federico Basile in questa fase di traghettamento con il ruolo di Presidente del Consiglio Comunale che ricoprirò fino alla mia elezione alla Presidenza della Regione Siciliana. Lei ha detto ora affiancherò Federico Basile, ma già anche dalle opposizioni, dalle altre formazioni politiche, qualcuno non ha esitato a dire che la sua presenza rischia di essere ingombrante anche nel programma della futura amministrazione, che lei comunque continuerà a dettare la linea. E qual è il problema? Sono un leader di partito, mica sono un delinquente o un mafioso. È ovvio che la linea politica la continuo a dettare io. Sono il leader di Sicilia Vera, sono colui che ha messo in piedi questo progetto. Di cosa mi devo vergognare? Io non ho nulla di cui vergognarmi e ovviamente nessuno si pone questo imbarazzo, che dovrei andarmene in Burundi per caso? No, noi abbiamo fatto sempre tutta la luce del sole. Mi sono preso la responsabilità delle mie dimissioni anticipate, mi sono preso la responsabilità di tutta la strategia, lo sanno tutti e questa strategia si chiama Cateno De Luca, leader di Sicilia Vera. Quindi non c'è qua un problema di che lo dica l'opposizione o meno, siamo noi già a dirlo. Sono a fianco di Federico Basile, soprattutto in questa fase, che richiede una spinta particolare, perché in questi 4 mesi purtroppo si è bloccata la macchina amministrativa e aggiungo, finora un leader locale che magari non viene digerito tanto perché è locale, quindi non ha un accento bergamasco piuttosto che milanese o romano, le ha azzeccate tutte politicamente parlando e ora azzeccherà l'altra previsione, presidenza della regione, e poi azzeccherà anche l'altra, movimento meridionalista, che supererà lo sbarramento ed eleggerà almeno 20 deputati e senatori. Prendete nota, perché queste sono le altre previsioni sulle quali ci confronteremo. Dentro questa schiacciante vittoria dell'asse De Luca Basile e comunque di Sicilia Vera, evidentemente sono stati falcidiati orizzontalmente sia nel centrodestra che nel centrosinistra e quindi inevitabilmente anche nell'UDC preferenze che davamo per scontate. Pertanto mancano dei dati, mancano dei voti, mancano dei consensi tra persone che non sono andate a votare, persone che non hanno potuto votare, persone che non ci hanno voluto votare. In ogni caso, stamattina il dubbio in ordine alla possibilità o meno di raggiungere il 5% verrà fugato dalla Commissione elettorale centrale.
Gli osservatori politici relativamente a questa tornata elettorale dicono che la vittoria schiacciante del gruppo De Luca rappresenta non soltanto la sconfitta ma la morte di un sistema politico rappresentato dalle coalizioni centrodestra-centrosinistra. Messina è un caso anomalo o Messina lancia un segnale anche alla Sicilia? Ma io non lo so se vi è un sistema politico, certamente un sistema politico che è retto e che è governato da estemporanea proposta politica o che è retto e governato da comitati elettorali ma che stanno fuori dall'impegno nel sociale, vi è ancora del livore, vi è ancora, come posso dire, una città che desidera, vuole ed esige altro. Oggi questo altro è rappresentato dalla continuità della linea politica amministrativa di Basile De Luca. Ne dobbiamo semplicemente prendere atto. Dopodiché si ricomincia. Da dove? Si ricomincia dalla necessità che vi sia iniziativa politica. A questo non ci possiamo arrendere. Si ricomincia dalla necessità che vi sia selezione e formazione della classe dirigente. A ciò non possiamo rinunziare. Dalla biofarmaceutica all'energia pulita, via alla borsa della ricerca in Sicilia. Per 2 giorni oltre 40 imprese, enti e investitori incontrano 31 start-up siciliane. Vediamo. Oggi al centro della nostra attenzione c'è l'impresa, c'è l'azienda, l'unica vera fonte di ricchezza per il territorio. Basta assistenzialismo, basta contributi a pioggia improduttivi. Solo sul fronte della innovazione e della ricerca la Regione siciliana in questi 4 anni ha impegnato 289 milioni che hanno raggiunto oltre 900 imprese, segno evidente che il metodo è cambiato. I giovani hanno bisogno di formazione, chi ha talento ha bisogno di applicarlo nella ricerca e nella innovazione, le imprese hanno bisogno di diventare competitive. Oggi siamo la prima regione in Italia per biologico in agricoltura. Siamo fra le prime 3 per esportazione di agroalimentare, siamo la prima in Italia per investimenti sulla banda larga, siamo la prima regione in Italia per spese contro il dissesto idrogeologico e l'erosione costiera. Abbiamo un tasso di disoccupazione che ci portiamo dietro da 40 anni, risolvere i problemi in 5 anni mi pare tannicchia difficile, però riuscire a poter cambiare come abbiamo fatto la tendenza ci consente di guardare al futuro con un minimo ottimismo. Poi naturalmente ringrazio l'assessore Turano per l'impegno che ha profuso in questi 4 anni alla guida delle attività produttive e se siamo qui ad Alcamo è proprio perché vogliamo consacrare questo ulteriore passo avanti che diventa uno degli obiettivi prioritari del governo che ho l'onore di guidare. Il Senato ha approvato la riforma dell'ordinamento giudiziario e del CSM, confermato il testo della Camera che è dunque legge. I sì sono stati 173, i no 37, gli astenuti 16. Vediamo. Dichiaro aperta la votazione. Il Senato approva. Resta pertanto assorbito il disegno di legge numero 2119. Il Senato ha approvato la riforma dell'ordinamento giudiziario e del CSM confermando il testo Camera, che è dunque legge. I sì sono stati 173, i no 37, gli astenuti invece 16. Solo pochi mesi fa le Camere rispondevano con un lungo applauso all'appello del presidente Mattarella che sollecitava l'approvazione di questa riforma. Siamo qui per mantenere l'impegno di trasformare in legge un provvedimento che viene da lontano e che è stato costruito con il contributo di molti. Un provvedimento preceduto da un lungo lavoro non semplice, portato avanti con il contributo di tanti, ha ammesso il ministro Marta Cartabia in aula al Senato prima dell'inizio delle dichiarazioni di voto sulla riforma.
Ringrazio ciascuna forza politica ancora aggiunto per l'impegno e la disponibilità. Questo è un passaggio importante nella storia del nostro paese, ha ancora detto il ministro, in cui troppo a lungo la giustizia è stata terreno di scontro. L'approvazione di questa legge è il terzo grande pilastro delle riforme della giustizia volte a rinsaldare la fiducia dei cittadini nell'amministrazione della giustizia. Consentirà che l'imminente rinnovo del Consiglio Superiore della Magistratura si svolga con nuove regole affinché questa istituzione possa, per riprendere proprio le parole del presidente Mattarella, svolgere appieno la funzione che gli è propria, valorizzando le indiscusse alte professionalità su cui la magistratura può contare. Ma lo scontro è comunque dietro l'angolo. Signora Ministra di Grazia e Giustizia, noi non voteremo la sua riforma. Una riforma della giustizia e dell'ordinamento giudiziario serve, la sua riforma serve meno di quello che noi speravamo. Non tocca il potere delle correnti, non tocca la responsabilità dei magistrati, per cui chi sbaglia spesso non paga. Aver lasciato passare il messaggio che la vicenda Palamara si possa chiudere con un capro espiatorio è la negazione della giustizia. La riforma Cartabia consegna ancora di più la giustizia a quei potentati interni ed esterni alla magistratura che vogliono limitare l'autonomia e l'indipendenza dell'ordine giudiziario. Non eliminerà, anzi rafforzerà il potere delle correnti, consentirà alla politica di influenzare e controllare l'attività delle procure. Così riassume infatti il consigliere del CSM Nino Di Matteo. Lo stop alle porte girevoli è il tema che stava più a cuore al Movimento 5 Stelle, il motivo per cui proprio i grillini hanno dato, nonostante tutto, l'assenso alla legge, mentre il PD avrebbe voluto scelte più soft. La riforma infatti contiene una pesante stretta alle sovrapposizioni tra mandato politico e funzioni giudiziarie. Si prevede innanzitutto che non sarà più possibile esercitarli nello stesso tempo, nemmeno in distretti. I magistrati non saranno eleggibili né potranno assumere incarichi di governo nazionale o locale se prestano servizio o lo hanno prestato nei 3 anni precedenti nella regione nella quale è compresa la circoscrizione elettorale. Per essere eletti sindaco, consigliere comunale o assumere l'incarico di assessore comunale invece non bisognerà aver lavorato nei 3 anni precedenti nel territorio della provincia in cui è compreso il comune o in province comunque limitrofe. In caso di mancata elezione non si potrà rientrare in ruolo nella stessa circoscrizione in cui si è candidati né nel distretto in cui si esercitavano le funzioni all'atto della candidatura. Se invece si viene eletti, il rientro nelle aule giudiziarie è precluso per sempre. Un altro tema di scontro è l'introduzione del fascicolo per la valutazione di ogni magistrato contenente per ogni anno di attività i dati statistici e la documentazione necessari per valutare il complesso dell'attività svolta proprio dal singolo soggetto. Questo documento dovrà essere tenuto in considerazione dal CSM nel compilare le valutazioni di professionalità a cui a intervalli regolari sono sottoposti tutti i magistrati e che ne garantiscono l'idoneità lavorativa. La riforma introduce anche il voto degli avvocati nei consigli giudiziari, cioè gli organi ausiliari locali nel CSM, sui pareri che vengono trasmessi a Roma per fondare le valutazioni di professionalità dei magistrati. A differenza di quanto volevano ottenere referendum sulla giustizia, però questo voto sarà espresso solo quando, cioè, il Consiglio dell'Ordine abbia fatto una segnalazione formale di comportamenti scorretti da parte del magistrato che si deve valutare. E a votare non saranno tutti e 2 o 3 gli avvocati membri del Consiglio, ma il voto sarà unitario ed espresso dal Consiglio dell'Ordine. Quello stesso avvocato, cioè che al mattino ha difeso il suo assistito in un processo di omicidio strage il pomeriggio, al Consiglio giudiziario verrebbe chiamato a rendere il parere per la valutazione di professionalità di chi ha rappresentato l'accusa in quel processo o di chi ha emesso sentenza, ha avvertito ancora Di Matteo. Infine c'è una norma che prevede sanzioni disciplinari per i PM che parleranno alla stampa in casi non permessi del decreto sulla cosiddetta presunzione di innocenza. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto.
Covid, il commissario dell'ASP di Agrigento Mario Zappia nel consueto bilancio afferma: è stata una settimana preoccupante, contagi e ricoveri in aumento, torniamo ad usare le mascherine. Vediamo. Siamo al 17 giugno e questa è una settimana abbastanza preoccupante perché per me che seguo un po' sia l'andamento regionale che quello nazionale abbiamo un aumento abbastanza considerevole dei ricoveri per il Covid, quindi diciamo che quelle avvisaglie cui speravamo che fossero solo delle paure infondate invece stanno verificando, perché i pronto soccorsi di Palermo da 3-4 giorni lanciano grida di allarme perché iniziano ad avere difficoltà e non hanno più dove ricoverare, perché noi ci eravamo man mano riconvertiti ai pazienti no Covid, quindi è un momento di crisi. Vi dico le cose di Agrigento. Agrigento rispetto alla settimana scorsa abbiamo 10 persone in più alla medicina di Ribera, quindi siamo a 22 persone e quindi questo ci fa capire che noi qualcosa la dobbiamo fare. Cosa dobbiamo fare? Utilizzare la mascherina, anche se tutte quelle cose che ci dicono non è necessaria ma è solo raccomandata, quindi almeno questa prevenzione facciamola. Per quanto riguarda invece le vaccinazioni, avevamo raggiunto già il minimo storico la settimana scorsa, non è che siamo cresciuti molto, 300 e qualcosa, 367, ora siamo a 445, siamo al limite, sempre ai limiti bassissimi in una settimana stiamo parlando. Io vi dico solo che in questo momento le due varianti che ci stanno interessando, che sono le BA4 e 5, le sigle non contano, però il virus si muta, come sappiamo, lo fa per il mestiere suo e lo fa per sopravvivere, per replicarsi quanto più possibile. Queste due varianti sono molto diffusive, vanno a colpire tutti, ma hanno problemi più gravi, tant'è che aumentano i ricoveri, sia quelle persone che non hanno completato le vaccinazioni o che non le hanno fatte, quelle vanno a finire in terapia intensiva, sia quelle persone che hanno molte patologie. Per cui la raccomandazione di evitare quanto più possibile di utilizzare le misure di prevenzione lo dobbiamo fare per rispetto dei nostri anziani e delle persone che stanno male vicino a noi, e poi perché prendere il Covid oggettivamente non è una cosa piacevole, perché in alcuni casi porta alla terapia intensiva e purtroppo in questa settimana sono aumentati anche i morti. Quindi diciamo che iniziamo a essere preoccupati, anche se lo diciamo in maniera soft, perché non vorremmo enfatizzare, ma siccome lo diciamo da parecchie settimane che questo andazzo non ci porta bene, oggi iniziamo a vedere i primi effetti di questo non portar bene. Tant'è che la nostra regione il 9 giugno riunione urgente per misure di prevenzione del Covid, perché i primi segnali, come vi ho raccontato io nei nostri appuntamenti settimanali, sono già presenti, adesso iniziano a concretizzarsi con un aumento di ricoveri. Parliamo anche di qualcos'altro. Noi questa settimana cosa abbiamo fatto? Stiamo affrontando in maniera decisa il problema del pronto soccorso di Agrigento, perché il problema del pronto soccorso di Agrigento è diventato per noi la priorità assoluta, tant'è che da stamattina abbiamo un delegato della direzione strategica che sta affrontando in primo di petto la situazione del pronto soccorso di Agrigento. Perché cosa è successo? Il martedì scorso abbiamo fatto il concorso per i medici, non se ne è presentato neanche uno per i pronto soccorsi della nostra struttura, quindi in questo momento noi abbiamo Sciacca come pronto soccorso che diciamo è messo relativamente bene, Licata altrettanto, Canicattì e Agrigento iniziano a essere preoccupanti le cose. E quindi su Agrigento adesso l'intervento sarà deciso, noi ci prendiamo un mese di tempo per poterlo risolvere, non significa aspettiamo l'ultimo mese, perché già da stamattina è già presente sul posto il dottore Cracò, che è delegato per fare questo, dopodiché anche noi a partire dalla settimana prossima cercheremo di seguire più da vicino assieme agli altri direttori questa situazione, perché dobbiamo in ogni caso trovare una soluzione. Però i concorsi sono andati deserti, ovviamente dobbiamo necessariamente fare qualcosa. Abbiamo già riunito tutti i primari del San Giovanni di Dio,
rappresentando, questo il mercoledì, quindi avanti ieri, rappresentando la difficoltà che abbiamo, perché speravamo tanto che si presentasse qualcuno, non si è presentato nessuno, abbiamo chiesto a tutti i primari di partecipare per poter fronteggiare questa emergenza. Devo dire che tutti i primari sono stati, ovviamente non sono contenti, però sono stati disponibili a poter fare in modo che questa situazione di emergenza venga affrontata in questo modo per adesso, che è un tamponare. Per risolverlo dobbiamo fare in modo di trovare altri medici. Pochi minuti fa ho incontrato delle persone che ci potrebbero dare delle soluzioni, però richiedono qualche settimana se non qualche mese per poterle fare, quindi intanto dobbiamo tamponare e poi per risolvere metteremo in campo tutto quello che è possibile. Vi dico solo, ma voi lo sapete, che non è un problema solo di Agrigento o della Sicilia, perché la Simeo e Cittadinanza Attiva nell'ultima statistica che hanno fatto dicono che mancano il 40% dei medici nei pronto soccorsi. Da noi in questo momento ne manca anche il 50%, giusto? Però siamo senza medici e dobbiamo per forza fare qualcosa. Nello stesso tempo, fra tutte le difficoltà, abbiamo pensato questa settimana di utilizzare un canale preferenziale, quindi un fast track, una corsia veloce, che ci consenta di dare delle risposte, almeno per quanto riguarda la visita cardiologica ed ECG, alle gravide e ai pazienti oncologici. Perché questo? Perché in entrambi i casi ci sono delle condizioni di malessere che sono repentine e possono provocare dei danni importanti per le gravide, anche al bambino, e per gli oncologici, perché spesso quando sono sotto terapia i tempi della burocrazia o delle prenotazioni non ce li possiamo permettere. Quindi abbiamo pensato di fare questo e ringrazio per questo i direttori delle cardiologie che hanno manifestato anche qua la disponibilità. Appuntamento alla settimana prossima. Curare patologie che riguardano problemi muscolari attraverso la terapia MAC-EVA, un trattamento che sta prendendo piede soprattutto nel mondo degli sportivi. Il medico Vincenzo Castelli ci svela tutti i particolari al microfono del nostro direttore Arturo Cantella. Dottor Vincenzo Castelli, seguace il dottor Macedonio, ha sviluppato il metodo MAC-EVA, un metodo sicuramente importante nel settore agonistico. Ecco, in cosa consiste il metodo MAC-EVA? Sì, il metodo MAC-EVA è un metodo che consiste nella somministrazione di istamina in una concentrazione particolare diluita in soluzione fisiologica in punti della pelle, andando ad attivare dei processi biochimici del nostro corpo. Negli anni ha avuto veramente una grande ribalta questa terapia, anche perché è stata supportata da indagini strumentali e radiologiche e quindi è stata certificata da tutti quei colleghi radiologi che dapprima certificavano la lesione, dopo certificavano la guarigione della lesione stessa, e tutte queste raccolte di queste risonanze hanno appunto portato a dimostrare la valenza della terapia, e non solo la valenza ma anche la sicurezza di questa terapia, non avendo effetti collaterali. Negli anni, grazie al dottore Curella che è stato al mio fianco, abbiamo girato l'Italia per la cura di giocatori di Lega Pro, di Serie B e anche di Serie A, e come ogni avventura è andata a buon fine, sperando che in futuro possiamo arrivare anche ad altre società calcistiche, donando una certa velocità proprio nella guarigione del tessuto, importantissimo per le società che anziché perdere giocatori per interi mesi li perderanno per settimane. Da cosa viene estratto? Non viene estratto da nessuno, perché inizialmente si parlava di estratto del veleno delle api, come tutti mi conoscono, ma solo perché l'intuito del mio maestro, il dottor Macedonio, fu grazie all'ape. Dunque l'ape è stata solamente la musa ispiratrice, la terapia e basta. L'istamina è stata sintetizzata nel 1907, utilizzata nel corso della storia della medicina, poi abbandonata, poi ripresa in altre soluzioni, in altre concentrazioni, tant'è che sotto ordinazione con ricetta medica viene ordinata in farmacia da uno dei migliori farmacisti d'Italia, e poi viene lavorata in soluzione fisiologica. È applicata, come dicevo, in epidermide, sotto la pelle, con delle sequenze particolari di attivazioni che risultano essere ancora più importanti del processo della soluzione in sé. Le squadre di calcio la cercano tantissimo.
Ultimamente sì, perché evidenziamo proprio la riduzione della lesione, ovvero i tempi di recupero, circa il 75-78%, quindi avendo sempre a disposizione i vari giocatori, anziché, ripeto, perderli per i mesi in settimane, il passaparola e diciamo, i social network che vanno a veicolare proprio il trattamento, e poi sai, come tutte le patologie, come tutte le attività, il passaparola è sempre il miglior veicolo per veicolare appunto qualsiasi prodotto. Il Lions Club è il club nautico di Punta Piccola insieme per una pericena solidale. Vediamo. Giuseppe Caramazza, Agrigento Lions Host, oggi un'iniziativa, una serata, una pericena di beneficenza dopo la passeggiata alla Scala dei Turchi. Sì, abbiamo voluto proporre questa pericena di solidarietà per i profughi ucraini che vivono nella nostra provincia e hanno tanto bisogno. Questa serata al Club Nautico Punta Piccola, in collaborazione con questo club, organizzata all'atere dell'evento la terza passeggiata veloce della salute. Abbiamo voluto rivivere qualche momento proiettando un video trailer per alcuni del prezzo dello spettacolo che c'è stata con i vari artisti che si sono esibiti. La serata è riuscita molto bene, molto partecipata. Ringraziamo il Club Nautico Punta Piccola per averci ospitato e collaborato in questa iniziativa benefica. Achille Furioso, oggi una pericena raccolta fondi per solidarietà che segue anche la bellissima iniziativa che avete fatto a Scala dei Turchi con un video che avete proiettato, una serata in collaborazione anche con altri partner, con un fine sicuramente molto lodevole. Sì, continua l'attività di beneficenza, continua il coinvolgimento della gente, continua la generosità della gente che oggi è venuta veramente molto numerosa e ad assistere a questa bellissima manifestazione in cui abbiamo rilanciato la beneficenza nei confronti di queste famiglie che sono ospiti qui ad Agrigento, ospiti del Club Nautico di Agrigento Punta Piccola, del presidente Salvatore Rampello, che per questa occasione si è gemellato con l'Agrigento Host di Giuseppe Caramazza. Un'occasione importante per ripromuovere i valori della beneficenza, dello stare insieme, dell'accoglienza e tutti i valori lionistici che caratterizzano l'attività di questi club e che servono anche per promuovere le bellezze del nostro territorio, l'associazionismo e certe location che sicuramente nel nostro territorio agrigentino non mancano. Presente a questa iniziativa qui del Club Lions Agrigento Host, un'interessante iniziativa a scopo benefico, cui tra l'altro l'occasione perché lei ha annunciato un premio importante dedicato a Pirandello nella sua città natia. Sì, io stasera sono qua, sono lusingato di essere ospite del Lions Club di Agrigento, è una serata di beneficenza, quindi anch'io ho sentito il dovere di partecipare. Parli tu di Pirandello, il 28 giugno ci sarà l'anniversario della nascita di Pirandello. Pirandello ad Agrigento non è mai stato festeggiato in nessun anniversario, è un premio Nobel nel 1984, lui riceve il premio Nobel 2 anni prima della sua morte e penso che sia doveroso fare qualcosa di forte, di importante, che rimanga per sempre. Non voglio dare altre notizie perché siamo ancora in cantiere, stiamo cercando di raffinare le ultime cose. Spero al più presto di darvi una notizia più forte. Una bella serata oggi con il Lions, una serata di beneficenza. Voi avete messo a disposizione il club? Sì, noi abbiamo messo la struttura a disposizione del Lions Club Agrigento Host perché abbiamo ritenuto che questa attività meritasse la nostra attenzione e noi siamo un'associazione sportiva che opera nel territorio agrigentino, ci occupiamo di vela, facciamo vela da quasi 50 anni in questo territorio e tutte le iniziative che riguardano il nostro territorio, il mare, la natura, per noi meritano grande attenzione. Pertanto quando il presidente Caramazza ci ha proposto di ospitare questo evento per ricordare la passeggiata che si è fatta alla Scala dei Turchi, siamo stati ben felici. Una serata interessante cui la Firriato ha voluto promuovere i propri vini e offrire questo contributo destinato anche alla raccolta fondi
da parte del Lions per la solidarietà. Sì, che dire, Firriato non poteva mancare, io ringrazio Lions che mi hanno dato l'opportunità di partecipare appunto a questa iniziativa lodevole dove il volano principale è l'amore, come dicevo prima, per il prossimo. Quindi abbiamo voluto portare questa sera due vini, un bianco e un rosso, il Baiamore, quindi il bianco dei bianchi per quanto riguarda il bianco e il rosso dei rossi per quanto riguarda il rosso. Bianco dei bianchi proprio perché è un matrimonio praticamente perfetto tra tre vitigni che sono l'Insolia, lo Chardonnay e il Viognier. Invece per quanto riguarda il rosso dei rossi abbiamo il Frappato, il Syrah ed il Merlot. Quindi ringrazio veramente Lions per questa opportunità e spero di partecipare ad altre, insomma, perché iniziative di queste dovrebbero essere molte. Siamo allo sport, basket, la Fortitudo Agrigento perde gara 3 della finale playoff contro Sebastiani Rieti e manca il primo dei 3 match point per la promozione in Serie A2. Il risultato finale è 60-58. Gli agrigentini escono sconfitti dalla trasferta di Rieti ma consapevoli di poter chiudere i giochi già domenica con inizio ore 19 in gara 4, sempre in trasferta. Vediamo la dichiarazione post partita dell'allenatore biancazzurro Michele Catalani. Stampa del Palazzo Giurner, da pochissimo terminata gara 3, vince la Real Sebastiani 6-0, 5-8. Coach, una prima analisi da parte sua, perché siete stati a mio avviso molto bravi nel momento in cui Rieti ha provato a dare una spallata alla partita nel terzo quarto, a ritornare sotto e avete, diciamo, vi siete guadagnati questo finale involato. Ma anzitutto complimenti a Rieti perché ha fatto la partita che ci aspettavamo, consistente in area, ha cercato di sfruttare quelli che potevano essere tutti i vantaggi fisici che poteva, soprattutto all'inizio. Hanno iniziato con un grande atteggiamento, una grande intensità, ne prova il fatto il primo parziale di 11-4 che poi è stato uno dei due parziali che credo abbia condizionato la partita, perché poi oltre quello abbiamo subito nell'ultimo minuto del secondo periodo 8 punti, un 8-0 che ci ha mandato negli spogliatoi sul -8 e all'ingresso del terzo periodo. Però sono molto contento della prova dei miei, perché venire qui, tenere una squadra come Rieti con Loschi, che comunque oggi ha trovato più, anche magari in qualche episodio, però ha trovato più continuità in attacco, tenere una squadra come Rieti a 60 punti è sicuramente un dato che ci vogliamo tenere. Abbiamo avuto un grande atteggiamento anche nel finale nel cercare di arrivare, di ritornare a contatto, quindi devo essere onesto, è la partita che ovviamente ci aspettavamo. Penso che venire qui e pensare di vincere in carrozza non fosse verosimile. Sapevamo che era una partita in cui dovevamo lottare. Ci è mancato qualche dettaglio perché in alcuni momenti abbiamo fatto 2 o 3 errori a fila e non ce li possiamo permettere con una squadra cinica come Rieti. Complimenti a loro e guardiamo la prossima. Allora io inizio il giro delle domande qui in sala stampa. Coach, rispetto alle prime 2 gare cosa non ha funzionato e quanto pesa l'assenza di Albano? Cosa non ha funzionato devo dire poco, nel senso che sono state gare simili, nel senso che Rieti sicuramente quando alza l'intensità difensiva ci può mettere in difficoltà e ci ha messo in difficoltà. Stasera siamo stati poco fortunati ogni tanto perché qualche tiro aperto, soprattutto nella seconda metà, sarebbe potuto entrare e probabilmente tenerci più a contatto all'interno della partita. Secondo me abbiamo peccato nell'intensità difensiva, ribadisco, in un paio di momenti in cui abbiamo preso dei parziali, perché poi noi dobbiamo riuscire a fare la differenza nella metacampo difensiva, appunto, per riuscire a sviluppare meglio il nostro attacco, e talvolta ci siamo mangiati qualche opportunità di correre nel momento in cui abbiamo raccolto dei rimbalzi difensivi che ci potevano permettere di attaccare in contropiede. Non è che c'è qualcosa che funziona o non funziona, sono partite di playoff, è una finale per andare in A2, sicuramente la tensione ci ha tolto all'inizio qualche riferimento, ma siamo venuti in un palazzetto strapieno, con un pubblico meraviglioso, con un ambiente caldo, ci stiamo giocando la promozione, quindi è probabile che una squadra giovane come la nostra magari subisca un pochino la pressione. Niente, andiamo alla prossima, guardiamo avanti, ci siamo conquistati 2 gare in casa, abbiamo altri match point, credo che lo dobbiamo guardare a questa partita come un momento positivo, perché ribadisco, ci sono tante cose positive da portarsi dietro e giochiamo alla prossima.
Allora, non sappiamo se riusciamo a recuperarlo perché sta facendo degli accertamenti medici. Lui, come ha rilasciato un videomessaggio ai nostri tifosi, a metà della partita di gara 2 ha avuto un problema a un braccio perché lui 6 anni fa ha avuto una problematica legata a un trombo che quindi era una problematica abbastanza grave, aveva dei sintomi simili, quindi ovviamente la società l'ha subito mandato a fare degli accertamenti, sta proseguendo negli accertamenti clinici nella speranza che non abbia niente. Appena avremo la certezza che è a posto lui si riunisce alla squadra, ma li sta eseguendo, quindi non so neanche dirvi se ovviamente nel momento in cui siamo sicuri che è in sicurezza ci raggiunge e gioca. Però ovviamente in questo caso la priorità nostra ovviamente è la salute di Albano. È ovvio che è un giocatore che fa tantissima differenza in campo, in tutte e due le metacampo, l'ha fatto durante tutta la stagione, l'ha fatto in questa serie. Stasera però devo dire che i ragazzi hanno sopperito comunque all'assenza di Albano, hanno cercato di metterci tutto quello che avevano, non ce l'abbiamo fatta, ci riproviamo sperando di averlo, se non ci sarà la prossima cercheremo di fare un extra sforzo in più lo stesso. Adesso il calcio, perché si giocherà anche domani alle ore però 17:30 allo stadio Tursi la sfida tra Martina Franca e Akragas, ritorno della finale playoff di eccellenza che vale la promozione in Serie D. All'andata i siciliani si imposero per 3-2. Carmelo Lentini. Martina Franca Akragas, una partita a carte scoperte. Dopo la gara di andata a playoff che ha visto la compagine dei Templi imporsi con il risultato di 3-2 alla vigilia del return match, non si registrano proclami ma grande rispetto tra due squadre, consapevoli che in 90 minuti dovranno giocarsi un'intera stagione. Da una parte i padroni di casa del Martina, ben consapevoli della propria forza, e con l'obiettivo di segnare anche un solo gol per brindare al salto di categoria. Dall'altra il gigante che farà ferro e fuoco per uscire indenne dal confronto confidando nei propri solisti per andare in rete. In poche parole, in casa biancazzurra non esiste alcuna rassegnazione, ma tanta voglia di gloria da regalare alla società, alla città e ai propri tifosi. Le uniche cose di cui siamo a conoscenza è che l'intero gruppo si è allenato con il solito piglio e che il tecnico Nicolò Terranova può contare su una rosa al completo con il rientro di Angelo Strano. Anche il Martina registra un paio di rientri importanti, quelli di Michele Cappellari e Nicolas Leandro Teio, che hanno scontato la giornata di squalifica. Dunque 2 squadre al completo e pronte a sparare le proprie cartucce. La squadra è partita in pullman venerdì scorso alle 14 ed in serata ha raggiunto Cosenza, dove ha cenato e poi pernottato. Questo sabato mattina si è poi messa in viaggio verso una località della Puglia dove ha svolto l'ultimo lavoro di rifinitura e poi tutti in ritiro. Sugli spalti dello stadio Tursi non mancherà il tifo dei tifosi biancazzurri che arriveranno nella città pugliese con pulmini ed auto personali. Martina Akragas, finale nazionale playoff di ritorno, è stata affidata a Giovanni Agostoni di Milano. Gli assistenti saranno Davide Fabrizi di Frosinone e Matteo Franzoni di Lovere, in provincia di Bergamo. Ed ora spazio all'intervista con il centrocampista biancazzurro di nazionalità argentina, Pablo Piuca. È una finale, quindi mi aspetto che io e i miei compagni andiamo su tutte le palle come che sia l'ultima, perché anzi è l'ultima della stagione, è una finale che ci può permettere di fare questo salto di categoria. Come l'avete preparata questa partita? Come state fisicamente e mentalmente? L'abbiamo preparato come qualsiasi altra partita, come ogni settimana. Una settimana di allenamento duri e tutti i compagni stanno bene, quindi tutti a disposizione del mister. Il gol di vantaggio della formazione bianco-azzurra, che vantaggio può essere nella finale di ritorno? Abbiamo doppio risultato, quindi noi andiamo là a fare anche il risultato, quindi speriamo di portare la vittoria a casa e fare questo salto di categoria. Che avversario ti aspetti domenica? Sicuramente loro saranno in casa, quindi faranno qualcosa in più, avranno i suoi tifosi, ma anche noi avremo i nostri tifosi che andranno in trasferta, quindi sarà una battaglia.
Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. Buon weekend, a presto.